Venerdì 18 novembre 2022, un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori, e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepa ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino e del Corriere delle Alpi. Cominciamo con il Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi. In primo piano una notizia riferita al turismo bellunese: Marmolada aperta, tornano i turisti. La decisione di togliere i divieti ha provocato subito una risposta positiva, molte le prenotazioni di stranieri. La presidente del consorzio: scongiurato un danno grave, ora guardiamo con ottimismo alla stagione invernale. Longarone, da 4 giorni sparita una donna di 51 anni. Soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri sono stati attivati attorno alle 13 di ieri per prendere parte alle ricerche di Doris Dall'Agnola, una donna di 51 anni di Longarone, della quale non si hanno più notizie da martedì sera. L'approfondimento a pagina 10. Mamma disperata: sono morta anch'io insieme al mio Totò, probabile rinvio di Feltre Mogliano dopo la tragedia sulla regionale Feltrina. Sai Totò, hanno scritto in tantissimi, pensa quanto hai dato, hai passato la palla ma sarai sempre con noi, non ti dimenticheremo. Lo ha scritto il rugby Feltre per il 20enne Salvatore Stefani, morto mercoledì in un incidente stradale sulla Feltrina. E mamma Elisabetta, disperata mentre cerca conforto nei tanti messaggi, ha scritto: oggi sono morta con mio figlio. Feltre e Mogliano stanno accordandosi per rinviare la partita di domenica. L'approfondimento a pagina 9. Borgo Valbelluna, mamma e figlio, funerale unico domani a Mel. Saranno celebrati congiuntamente i funerali per Aurelio Monestier e la madre Antonietta Schiocchet domani alle 10:30 in chiesa a Mel. Grandi nomi per il premio di provincia ABM e Rotary, notizia che riguarda anche la nostra associazione. C'è il gelatiere che ha avuto successo a livello internazionale, un gruppo di 4 fratelli che hanno la fortuna della loro famiglia e del territorio del Comelico. Ci sono i cervelli non in fuga ma capaci di affermarsi all'estero in materie come aeronautica, biotecnologie e scienze mediche, e poi di tornare in Italia. Dario Oliviere, i De Bettin, Linda Sassetta, Andrea Daronchi e Giuseppe Lauria Pinter sono loro i che onorano la provincia in Italia e nel mondo per il 2022 nel premio voluto da provincia ABM e Rotary. La cerimonia di consegna è in programma sabato 26 nella chiesa parrocchiale di Sedico. Belluno, che ritorno per le tose benefattrici, ma stavolta non nel nome di Zaia. Le tose di Zaia nel primo periodo pandemico avevano fatto parlare di sé ovunque, arrivando a raccogliere 50.000 euro per la regione Veneto. Ora sono tornate, si fanno chiamare la Forza delle Tose, ma la missione è la stessa: raccogliere fondi per aiutare chi ha bisogno, come l'Asse, a cui hanno consegnato 700 euro. E la foto di copertina ci porta nel capoluogo: la nuova fontana ci farà risparmiare. Così sarà la nuova fontana in Piazza dei Martiri a Belluno. Per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, coniugherà risparmio d'acqua e rinnovamento estetico. Sarà un intervento consistente, quasi 90.000 euro, e sarà completamente finanziato da Cortina Banca. Ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: Belluno, dalla regione arrivano 150.000 euro per il Nevegale. E ancora Feltre, centro pedonale nei fine settimana. Poche auto in centro a 10 giorni dalla sua riapertura. Via 31 ottobre, largo Castaldi non hanno registrato quell'aumento di traffico significativo da trasformare le vie centrali di Feltre in autodromo. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere nelle Alpi. In questo caso in primo piano una notizia che riguarda il mondo economico. Top 500 accende i fari su personale e servizi. Le grandi aziende bellunesi volano, dibattito sulle strategie per attrarre lavoratori qualificati. Dagli industriali uno sprone alla politica: c'è bisogno di infrastrutture. L'approfondimento da pagina 12 a pagina 13. Sanità, fisiatra attese di 9 mesi, l'USL chiede straordinari. Feltre, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno: sono morta con mio figlio, il rugby piange Totò Stefani, come la notizia che ci porta a Borgo Valbelluna: funerali insieme e stesso cimitero per Aurelio e mamma Antonia. Funerali insieme domani per Aurelio e Antonia dopo l'omicidio-suicidio di martedì, e sepoltura nello stesso cimitero. Addentriamoci all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi, breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, le sfide dell'economia. Contante l'alt del Colle, il tetto a 5.000 euro esce dal decreto aiuti, finirà nella manovra da 30 miliardi, spuntano una tassa su giochi e tabacchi e una nuova voluntary disclosure. Il tetto al cash, operazioni a cui si applica trasferimento di denaro contante in euro valuta estera. Dal
1 gennaio 2006 e 16, si aveva la possibilità di utilizzare 3.000 euro in contanti, si è passati a 2.000 euro dal 1 luglio 2020, 1.000 euro dal 1 gennaio 2022, 2.000 euro dal 16 febbraio 2022 e si ipotizza appunto 5.000 euro. Questa è la proposta del governo. Retromarcia sul condono, per il reddito di cittadinanza c'è soltanto una mini stretta, il colpo di spugna non sarà penale ma riguarderà gli illeciti amministrativi, il pressing della Lega ottiene ritorno della società per lo stretto di Messina. Ma continuiamo con i fatti che riguardano l'economia italiana, quota 103 un affare per soli uomini, la nuova riforma beffa le lavoratrici, i calcoli del Tesoro, una platea di 45.000 persone, se entra in vigore da aprile costa 965 milioni, la ministra Calderone prova a rafforzare opzione donna, norme più appetibili per le autonome. Approfondimento in questo caso riferito alle pensioni in Italia. Questa è la fotografia, triennio 2019-2021, quota 162 anni di età più 38 di contributi, 385.000 sono i lavoratori usciti. Nel 2022 quota 102, ovvero 64 anni di età più 38 anni di contributi, 16.000 le uscite. La stima del governo per il 2023 con quota 102 che riguarda 61 anni di età più 41 anni di contributi, 89.000 le uscite, quota 103, 62 anni di età più 41 di contributi, 45.000 le uscite. Fatti che riguardano l'Ucraina a pagina 5, il ponte maledetto ai cecchini di Kherson, la bandiera giallo-blu sventola sul viadotto Antonovsky, distrutto il simbolo della clamorosa ritirata dei russi a sud. La guerra vista dal pontefice, Papa Francesco, tra Ucraina e Russia la pace è possibile, non scordiamo gli ultimi. Questa è la dichiarazione di Papa Francesco. E adesso notizie che ci portano in Veneto, siamo a pagina 9, Pedemontana, opera Vampiro, a bilancio già 54 milioni di rosso. La regione ha messo nero su bianco le perdite previste nel prossimo triennio per traffico carente. Cominciano i prelievi dalle tasche dei cittadini per i mancati introiti. Veneti cornuti e mazziati, per questo salasso un motivo in più per bocciare questo consuntivo. Questa è la dichiarazione del consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni. E sempre a proposito di Veneto, autonomia, cielo scoglio, livelli essenziali, il Sud vanno approvati prima della bozza. Il ministro Calderoli apre e prova a ricucire. In conferenza delle regioni, Zaia, presidente della regione, i LEP si facciano subito, non possono diventare un pretesto. Lega alla carica con la legge sul dialetto, si è insegnato a scuola e diffuso in TV. Bitonci, primo firmatario, riguarda l'identità culturale, nessuno deve permettersi di banalizzare. Notizia sempre che riguarda la nostra regione. E adesso invece il mondo economico, che ha come protagonista la provincia di Belluno, la sfida del futuro, il capitale umano come fattore chiave, va tratto e mantenuto qui da Unifarco a Ceramica Dolomite, storie del territorio tra crescita e rinascita. L'approfondimento di Fabio Poloni. E sempre in merito all'economia bellunese, Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, noi creiamo posti di lavoro, la politica deve darci le infrastrutture. La presidente degli industriali bellunesi a colloquio con il nostro direttore Fabrizio Brancoli. Parliamo ovviamente del direttore del Corriere delle Alpi. Ma continuiamo invece con le notizie che riguardano sempre il mondo economico veneto. Vino in bottiglie di plastica, Zoppas ci prova, così per riciclarle occorrerà meno energia. I puristi storcono il naso, ma il gruppo di Vittorio Veneto ci crede. Gianfranco Zoppas in Francia è normale. E adesso le notizie prettamente bellunesi, siamo a pagina 16, sanità, fisiatria, lista di attesa di 9 mesi, l'USL chiede prestazioni aggiuntive per Belluno, attivati anche gli specialisti di Feltre, l'azienda c'è un problema di iperprescrizione. Ancora da questa pagina del Corriere delle Alpi, Limana, SEST sarà prolungata di 2 settimane la cassa integrazione. Associazione Bellunese Volontari di Sangue, stabili donatori crescono del 13% le prime donazioni. L'associazione compie 70 anni, prevista la pubblicazione di un libro e un incontro fissato per domani. Il prefetto detta le regole per i prossimi rally, non vogliamo vietarli, vertice a Palazzo dei Rettori con la provincia e gli organizzatori, pianificare con tecnici specializzati e presentate le carte per tempo. Notizia di spalle, il caso, cantieri infiniti sulla 27, paghiamo il pedaggio e viaggiamo a 50 km/h. Più che un'autostrada, il primo tratto della 27 fra Belluno e Vittorio Veneto è diventato una sorta di strada provinciale percorribile ad una corsia con continui salti di carreggiata e gallerie chiuse a intermittenza, e i bellunesi sono stanchi di pagare un pedaggio senza poter usufruire di un servizio, ovvero di una strada che consenta di raggiungere in tempi rapidi la pianura veneta.
Notizia che ci porta nel capoluogo: il progetto Uno sponsor per la fontana e restauro al via in primavera. L'intervento sarà finanziato da Cortina Banca e costerà 88.000 euro, previsti giochi di luce, musica e ricircolo dell'acqua per consumare meno. Ed ecco appunto la ricostruzione della fontana di Piazza dei Martiri dopo la sua riqualificazione. Per 2 mesi il mercato dei fiori trasloca in Piazza Martiri, notizia che riguarda sempre il capoluogo, come questa che ci porta in Nevegal, dalla regione 150.000 euro per la bonifica sul Nevegal. Ed adesso una notizia che interessa anche l'Associazione Bellunesi nel Mondo. Siamo a pagina 19, il riconoscimento medici, ricercatori, ingegneri e gelatieri, un premio a 5 bellunesi illustri. Sabato 26 la consegna a Dario Olivier, Andrea Daronc, Linda Sassette, Giuseppe Lauria Pinter e la famiglia De Bettin. Un medico, un gelatiere, una giovane ricercatrice, un ingegnere aerospaziale, una famiglia di ingegneri e architetti sono questi i vincitori del premio che la provincia, la BM e il Rotary Club assegnano ogni anno ai bellunesi che si sono distinti con il loro lavoro fuori dai confini provinciali, in Italia e nel mondo. Ed ecco appunto la presentazione dei 5 premiati. Andrea Daronc: volare è più sicuro grazie ai suoi studi, è originario di Sedico, ha 39 anni ed è professore associato in ingegneria aeronautica all'Università di Southampton in Inghilterra. La famiglia De Bettin sono i fondatori della DBA Group. Il premio speciale della BM va alla famiglia De Bettin, 4 fratelli che hanno fondato nel 93 la DBA Group, un colosso nella ingegneria. Giuseppe Lauria Pinter, ricercatore nel campo della neurologia, nato a Belluno nel 65, si è laureato in medicina a Padova e specializzato in neurologia. In America ha trascorso un periodo di ricerca alla Johns Hopkins University. Dario Olivier, gelatiere Zoldano in Germania. Gelatiere Zoldano ha continuato l'attività di famiglia in Germania, dove ha 2 gelaterie. È stato presidente per 9 anni di Unitais, che raggruppa i gelatieri italiani in Germania. E infine Linda Sassette vive a New York e studia l'ipertensione. Originaria di Sedico, 37 anni, è laureata in biotecnologie sanitarie a Padova, con specializzazione a Trieste in biotecnologie mediche. Dal 2015 lavora a New York alla Cornell University, dove studia una classe di lipidi. L'appuntamento per il premio è per sabato 26 novembre nella chiesa di Sedico. Continuiamo con pagina 20. Il governo studia il nuovo piano lupi, De Bon, pallini di gomma funzionano. Questa è la dichiarazione del consigliere della provincia di Belluno. Mentre a Roma si pensa alla cattura o all'abbattimento dei più aggressivi, sul Grappa va avanti la sperimentazione. Cuochi, contadini e ospitalità, la sfida olimpica degli agriturismi. Coldiretti guarda già al futuro. Pecosta: le nostre maglie sono laboratori di emozioni. E continuiamo con le notizie che riguardano la provincia di Belluno. Siamo a pagina 21, le eccellenze bellunesi fra sport e fornelli in TV su Gambero Rosso. Debutta la trasmissione Max Sfida le calorie, girata in provincia, iniziativa della DMO, mette in mostra i prodotti del territorio. Notizia di spalle: patrimonio, all'asta a gennaio la villetta donata a Palazzo Rosso. E ancora a Ponte nelle Alpi la tutela dei minori, internet e famiglie. In collaborazione con il comune di Ponte nelle Alpi, l'associazione Daphne proporrà questa sera alle 18.30 in biblioteca Saratina Merlin un incontro dal titolo Alibi per genitori diversamente abili. Partito Democratico: non ci sono più scuse, governo e regione ci diano l'autonomia. E continuiamo con pagina 22, Feltre: il rugby sconvolto, piange Salvatore, mamma Elisabetta morta con lui. Sport in lutto per il 20enne vittima dell'incidente a Quero, i Granata hai passato la palla, non ti dimenticheremo. Sono morta con mio figlio. Elisabetta Pizzato, la mamma di Salvatore Stefani, lascia cadere tutto il suo dolore e la sua disperazione in quelle poche parole sui social. I sogni e i 20 anni di Totò si sono spezzati martedì sulla Feltrina all'altezza di Quero, in quel dannato incidente tra il furgone della ditta che stava guidando e un auto articolato. E il dolore è vissuto a Mogliano dalla famiglia Stefani, con il padre Armando, la mamma Elisabetta e le 2 sorelle di Salvatore, Beatrice e Sofia, è lo stesso che ha trafitto per tutta la giornata la seconda famiglia di Totò, quella del rugby Feltre, una famiglia che l'aveva accolto appena arrivato a Feltre per studiare all'Istituto Agrario di Vellai e che ieri, assieme al mondo veneto della pallavale, ha pianto quel ragazzone grande e grosso, sempre sorridente e dai modi garbati, che a Feltre aveva deciso di restare anche dopo il diploma. E vediamo in questo scatto uno striscione all'ingresso dell'agrario, Totò con un grande cuore rosso. Cambiamo argomento, rimaniamo a Feltre, pagina 23, turismo e beni culturali. Totem Card cambia la formula, ritorna all'ingresso singolo. Dalla Palma la tessera unica per tutti i siti scoraggiava i visitatori occasionali. L'amministrazione riduce da 1 anno ad 1 mese la durata della carta.
Carezze di mamma a distanza, in pediatria guanti speciali per le collette dei prematuri. Le associazioni Ali di Gio e Cuore di Maglia hanno regalato i dispositivi a Belluno incontro con le volontarie che creano completini per i bimbi. Pagina 24, rimaniamo nel Feltrino, stop alle prenotazioni, il nuovo ecocentro sarà ad accesso libero, notizia che riguarda il comune di Santa Giustina. San Gregorio, la Proloco rinnova il consiglio direttivo, Pagnussat passa, nominato il nuovo consiglio direttivo della Proloco di San Gregorio nelle Alpi e in attesa di conferire gli incarichi la prossima settimana è già stato deciso di assegnare la presidenza onoraria ad Espedito Pagnussat. Continuiamo con le notizie che riguardano la Valbelluna, pagina 25, funerale insieme per Aurelio e Antonia saranno sepolti al cimitero di Marcador, l'ultimo saluto domani alle 10.30, nell'arcipretale di Mel gli inquirenti acquisiscono le testimonianze dei parenti. Un funerale solo, un unico cimitero nel quale trovare sepoltura, la pace. Antonietta Schiocchete e il figlio Aurelio Monestier saranno salutati domani alle 10.30 nella chiesa arcipretale di Mel, stessa ora, stessa chiesa, stesso paese per madre e figlio e anche lo stesso cimitero. Dopo la funzione le salme saranno accompagnate nel cimitero di Marcador. Di diverso si notano solo le epigrafi che annunciano i funerali: rosa per la 88enne di Pellegai originaria di Sant'Antonio in Tortal, azzurro per il figlio Aurelio 56 anni nato a Pellegai. La comunità si stringe tutta insieme attorno alla famiglia di Aurelio e Antonietta dopo i tragici fatti di martedì. Le comunità rappresentate dai sindaci Cisa e Minella, dal gruppo consigliare di maggioranza Santa Giustina, anche un telegramma di condoglianze alla famiglia appunto di Letizia. Continuiamo con pagina 26, al Pago la Dixel chiude un 2022 super premio da record ai dipendenti. Il fatturato tra settembre 2021 e agosto 2022 ha superato i 61 milioni di euro. Matteo Caregnato della Film Cisle, quasi 2.000 euro già pagati ai volontari. Ponte nelle Alpi, visita alla scoperta dell'acquedotto di Colcoltron. Longarone MIG 2022, pubblico ammesso in fiera solo domenica 27 novembre. Altre notizie brevi, al Pago alle 20.30 a POS, sfruttamento dell'acqua, una serata per informare. Longarone si cerca Doris, 51 anni, scomparsa da martedì. Di lei non si hanno più notizie da martedì sera, da quando cioè è stata sentita l'ultima volta dai familiari. Soccorso alpino di Longarone, vigili del fuoco e carabinieri, soccorso alpino della finanza sono stati attivati attorno alle 13 di ieri alla ricerca di Doris Dall'Agnola, una 51enne di Longarone di cui non si hanno più notizie. Le battute nei dintorni del paese e anche nelle zone boscate dei dintorni sono andate avanti per tutto il pomeriggio, ma senza un esito positivo. Ed ecco un primo piano di Doris Dall'Agnola, chiunque la vedesse è pregato di contattare i carabinieri. Pagina 27, a Gordino, alleghe, palaghiaccio, Luma ci ragiona, gestione condivisa, possibile. Il presidente Frenna non esclude che ci si possa arrivare, ma non nell'immediato. Bisognerà però sedersi quanto prima ad un tavolo e studiare una strategia. Questa è la dichiarazione dell'Unione Montana a Gordina. Rivamonte, ufficio tecnico, nessuno accetta l'assunzione come responsabile. E ancora la curiosità, in affitto o in vendita le case di Falcade sono al terzo posto tra le più ricercate. Cortina, Montessori, il comune pensa allo sfratto, incaricato un legale per l'avvio dell'azione di rilascio dell'immobile, un altro ricorrerà contro la sanzione inflitta dal tribunale. Improvviso dietrofront dell'amministrazione, in campagna elettorale i discorsi erano ben altri. Il Cadore alla Dakar, fieri che l'avventura inizi in piazza Tiziano, notizia che ci porta a Pieve di Cadore e ancora a San Vito, consegnati i premi di studio per superiori e università, in 9 si dividono 4.000 euro. Passiamo ancora a Cortina, passeggiata pedonale e un memoriale lungo il tracciato della pista da bob. Ok alla ricomposizione paesaggistica e al parziale strip out, l'obiettivo è quello di valorizzare l'interesse culturale del sito. Coi soldi degli italiani si rischiano di costruire solo cattedrali nel deserto, questa è la dichiarazione riferita alla Monti ed è l'affondo di Zanoni e De Zanna. La regione contrarrà un debito per 85 milioni per lo svolgimento delle Olimpiadi di Cortina, 40 nel 2024 e 45 nel 2025, è nero su bianco nel bilancio 2023 e 25 illustrato in seconda commissione. Così Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico, queste Olimpiadi che secondo i promotori dovevano essere un'opportunità e rischiano di generare, ha più argomentato, con i soldi dei veneti e degli italiani, opere che diventeranno cattedrali nel deserto. Valle di Cadore, Borgata Giao all'epilogo, i lavori per la riduzione del rischio di colate e ancora Pieve di Cadore, corso di sci alpinismo con la sezione del CAI, le iscrizioni entro il 20 di dicembre.
Dalla rubrica Cultura e Società, scienziate, sovrane e grandi artiste, ecco le donne di Mira che cambiano la storia. E ancora l'Italia, il primo paese a credere in noi, ancora oggi ci torno con grande piacere. Steve Hackett, chitarrista dei Genesis fino al 77, si esibisce stasera alle 21:25 al Gran Teatro Georges di Padova. Notizie che riguardano il bellunese, dalla cena buzzatiana al concorso letterario, Sospirolo è la capitale di leggende e misteri. 3 appuntamenti con la Proloco Monti del Sole nel fine settimana, domani a Sovramonte passeggiate lungo la via de Scaletta. Concludiamo con lo sport, pallavolo, volley e 3, Darold carica i ragazzi, Belluno più rabbia, torniamo alla vittoria. E ancora calcio a 5, Serie D, Sedico, stasera arriva il Real Biancoceleste, domani tocca al Gemelle. Volley, prima e seconda divisione, la corsa della Gordino si ferma in semifinali. Curling in Svezia, europei, Costantini guida l'Italia, oggi il debutto con la Germania. E ancora sci nordico, Comarella, la stagione parte in Finlandia, il mirino è sui mondiali in Slovenia. Basket, Serie D, domani alle 18 al De Mas, siamo nel capoluogo, Valbelluna per invertire la rotta, Cassarà serve una scossa. E ancora sci alpino, buona la prima per Vanni e quarta aspiranti a Solda. Continuiamo con lo sport, calcio giovanile, ammette il fallo di mano premiato per il gesto di fair play. Bel gesto di Lorenzo De Salvador del Castione, il pulcino ha fermato con la mano un tiro della Dolomiti Bellunesi diretto in gol e ha messo tutto all'arbitro. Ok, Cortina va sotto 5-2 nell'Alps League, poi una super rimonta. Incredibili emozioni nella sfida con gli austriaci del Kitzbühel. Parini, Saha e Barnabò la decidono nel terzo tempo, 6-5 tra Cortina Afro e Kitzbühel. Motociclismo Superbike, Bassani, passerella trionfale nella notte a Phillip Island grazie a sponsor e famiglia. E ancora calcio, una domenica speciale per l'ex Tony Tormen, l'ex Feltre Belluno e ora il DT dei Trentini. La Dolomiti Bellunesi ci aveva disintegrato in coppa, evitiamo quegli errori. Domenica il fischio d'inizio del campionato del mondo, da stato ribelle a centro di gravità il Qatar è pronto a rifarsi il trucco, notizia che riguarda ovviamente il calcio. E concludiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Prevarrà un cielo nuvoloso ma con copertura più significativa e insistente in pianura, schiarite più presenti in montagna, precipitazioni sulle zone pianeggianti, sarà possibile qualche fase di precipitazioni sparse con possibilità di occasioni rovesci, eventuali spruzzate di neve potranno cadere da circa 1200-1500 metri. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che tornerà in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.